qualcuno ha detto, ma i vigili non hanno i manganelli? No! E questo è il bello. No! Perché il governo comunale ha deciso di togliere i manganelli, che poi non erano manganelli, erano distanziatori, erano sì, no, tondini, no, di cartone. Non si può, cioè tutti hanno il manganello, i vigili urbani, lo spray, le manette, no? Trieste e via discorrendo. Qui a Pordenone se le prendono, questo è il loro destino, per non incorrere, diciamo così, in altre situazioni. Io se fossi il sindaco invece darei disposizione ai vigili urbani di essere pronti ad ogni evenienza, perché sono i primi poi che si confrontano con le persone in piazza, e quindi manganello, spray, per il momento, poi c'è anche la scorsa elettrica come in America, che arriveremo anche a quella, ma per il momento, però questi nostri vigili urbani di Pordenone si devono accontentare delle legnate e andare all'ospedale. Raffaele Padrone, segretario generale dell'UGL Polizia, allora come possiamo, questa prima giornata, però prima nottata. Prima nottata, la prima giornata, l'ha detto lei all'inizio, e io le posso dare questa anteprima che il Questore ha già firmato il provvedimento di allontanamento per i 2 soggetti stati presi e arrestati dai carabinieri, quindi sono stati allontanati col provvedimento del Questore. È chiaro che ci sono stati un paio di furti, uno sui generi alimentari di un espositore e un furto di portafoglio, quindi un borseggio che dà massa che si trova in questo momento a Pordenone. Abbiamo superato le 150.000 unità, e questa è una cifra, quindi credo che rientriamo nella normalità in questo momento di quello che sta accadendo. Purtroppo, come dicevamo ieri, come diremo domani, daremo altri dati e spero in positivo, diciamo che l'organizzazione della sicurezza sta funzionando. Abbiamo in campo uomini della Polizia di Stato, donne della Polizia di Stato, carabinieri, associazioni che ci danno una mano, associazioni nazionali dei carabinieri e quindi volontari della protezione civile, quindi un mare di persone, di volontari che ci stanno dando una mano per garantire la sicurezza in città. Come dicevo ieri, attenzione, perché quando si muove questa carovana di bravi ragazzi, di gente che veramente viene con lo spirito qua per divertirsi, per far festa, per portare anche dei soldi all'interno della città, si muove una carovana di persone che nulla ha a che fare né, come dicevo ieri, né con gli alpini né come la nazionalità. Ci sono state queste risse, c'è stata una rissa che purtroppo abbiamo... Sì, è diventato, è vero, con tutto il rispetto dei Vucumprà, è pieno. Quando dici no grazie, è chiuso lì, perché altrimenti mi porti ad essere scontroso. È vero, infatti, oggi pomeriggio... E loro ti dicono sei razzista significa che tu non riesci a capire né il labiale e nemmeno quello che ti dico, cioè il no grazie. E vabbè, sarà quello che sarò. Certo, io posso aggiungere questo. Oggi pomeriggio siamo intervenuti per una discussione, attenzione a non confondere la rissa con la discussione, però ecco, purtroppo è arrivata anche questo mare di gente e d'altronde sa qual è il problema? Che se noi, per quello che ci è consentito fare, se noi prendiamo questa persona e la portiamo in ufficio, perdiamo l'intera giornata a svolgere attività burocratiche. Vabbè, grazie. Perdendo forze sulla piazza, che credo sia molto più importante per la gente. Raffaele Padrone, segretario generale dell'UGL Polizia.